Il cardinale Pietro Parolin è nato in questa casa al Civico 43 di via Roma, in centro a Schiavone, il 17 gennaio del 1955. 70 anni appena compiuti, è stato il capo della diplomazia della Santa Sede durante gli anni di pontificato di Papa Francesco. Ora potrebbe diventare il suo successore, da molti è indicato come il più papabile dei cardinali, anche per i bookmakers è il favorito. Una storia, quella del cardinale Pietro Parolin, che parte da questo piccolo paese dove lui torna appena può, dove ha mantenuto anche la residenza. Schiavone, 2600 anime, tutti tifano per Don Piero. Tutti quanti sono tristi, diremmo, per la mancanza del Santo Padre, ovviamente, e questo è un momento dove non ci si può esimere da questo. E tutti tifano per il nostro Don Piero, come si fa chiamare lui. Nell'ufficio del sindaco c'è la foto di Papa Francesco e di Don Piero. Quando torna a casa preferisce arrivare con la sua macchina o in treno, senza scorta, senza clamori, per essere soltanto Pietro, un comune cittadino di Schiavone, l'amico di tutti, come ci racconta il cugino. È sempre stata una persona molto umile, molto disponibile anche con le persone del paese, nonostante avesse... cioè il fatto di dove sia arrivato così, però lui se passa per di qua, entra, saluta, anche se diventasse Papa lo chiamerò sempre Piero, quindi no, non ho quel problema con lui sicuramente. Fin da piccolo ha dimostrato capacità superiori alla media e un legame fortissimo con la Chiesa. Lui giocava con noi, giocava pochino, perché noi eravamo tutto calcio e tutte queste cose qua. Lui invece la sua vita era un po' più riservata, studiava tantissimo, ma lui era già 3 gradini, 4, 5 sopra di noi da quel punto di vista. Cioè se noi facevamo la terza media lui poteva fare la quinta superiore. C'era anche un mio zio che era molto religioso che diceva questo qua sicuramente minimo diventa vescovo, ma quasi pensiamo forse diventerà anche Papa. Cioè lo diceva ancora quando lui aveva 7, 8, 10 anni, così insomma. E a Schiavone sono già pronti a partire per Roma.